Bentrovati, oggi vi presento la seconda parte della lezione attinente alla storia sociale di Ussana, nel periodo in cui il Regno di Sardegna era sotto il controllo piemontese. In particolare evidenziamo come nella prima metà del Settecento in paese sorgeva l'esigenza di impartire una formazione scolastica ai bambini che in tenera età svolgevano mansioni di lavoro pesante. Infatti, un bambino che abbracciava l'età dei 5, 6, 7 anni veniva mandato dalla famiglia a sorvegliare il bestiame o addirittura a pascolare il gregge. E tutto ciò comportava che i bambini fossero grandi conoscitori di luoghi e lavori, ma carenti soprattutto di cultura. La scuola, in sostanza, era un lusso solo per i ricchi che commissionavano a pagamento i maestri per istruire i loro figli. I dotti erano gli ecclesiastici, come abbiamo visto, o i privati legati alla Chiesa. Infatti, a Ussana, a fine del 1707, i coniugi Marzio Ossorio e la moglie Rosa Cascheri, come abbiamo visto nella scorsa lezione, persone che avevano dato tanto per l'educazione dei fanciulli ussanesi, impartivano lezioni ai fanciulli locali. In sostanza avevano dato la loro eredità alla Chiesa, ma soprattutto avevano lasciato in eredità i loro beni alla Chiesa a condizione che quest'ultima si fosse occupata dell'istruzione dei bambini di Sabina, come rievidenziamo. Questo periodo storico, nel 1768, il sacerdote della parrocchia di San Sebastiano era Raimondo Funtoni, il quale assisteva i fedeli della nostra comunità. Cambiando un po' il tema attinente all'istruzione, possiamo vedere l'importanza che ricopriva l'economia locale, soprattutto nella seconda metà del Settecento, grazie a uno studio elaborato da professor Francesco Carboni, il quale ci presenta i redditi civili. Infatti siamo a conoscenza che nel 1775 un possidente ussanese era, dice il professore, sempre tutto tratto da Ussana nella storia sociale sarda, nel lavoro pubblicato nel 2019, dice il professore che un possidente ussanese era Stefano Tiragallo Floris, il quale ha una casa grande a Stampacce, contrada di Sant'Anna, per 4-5 mila scudi, in sostanza il valore di 4-5 mila scudi, ad Ussana. Infatti vediamo come ad Ussana aveva terreni e possessi per scudi 2000, il quale negozia grosse somme, quindi molto molto importante, come questo Stefano Tiragallo Floris, essendo un possidente che possedeva delle case sia in Stampace, quindi nel quartiere di Stampace Cagliaritano, possedeva ad Ussana terreni e possessi un valore di 2000 scudi e negoziavano grosse somme, quindi diciamo un'importanza molto molto eclatante per quanto riguardava l'economia locale. Il 26 maggio, andando avanti negli anni, il 26 maggio del 1780, la parrocchia locale aveva sovvenzionato la costruzione di nuovi magazzini in Sommonti, i quali erano stati terminati nel 1787. Ricordiamo la funzione sociale del Sommonte, la cosiddetta Banca del Grano, come abbiamo visto anche nelle scorse lezioni, la sua importanza dal punto di vista sociale legata all'economia appunto del suo luogo. Nel 1788 il feudatario di Ussana Raffaele Mancaguiso, che apparteneva, come abbiamo visto dai documenti, ai marchesi d'Albis, era morto senza lasciare eredi maschi di sangue, e il feudo passava sotto il controllo del regio patrimonio, ovvero del fisco. Quindi, nella baronia di Ussana, il 23 novembre del 1789, un altro ricco proprietario era Saturnino Dore, appunto, di Ussana, il quale possiede 50 stareglie di terre aperte del valore di scudi 1200, vigna in Flumini Mannu di 300 scudi, 5 possessi Gungiausu, in cui in uno vi è un mulino di acqua, Starelli 30 a seminatura di grano di scudi 1500, un dominario di case
con 4 piazze dove abita, del valore di scudi 1000, depone Luigi Dore di Felice, parente in terzo grado, che so che in detti beni vi è qualcosa di carico che non posso indicare, ma certamente sarà una bagatella. Scusate, quindi il documento testimonia, come dicevo, anche di questi problemi riguardanti l'eredità dei possedimenti della Luigi Dore di Felice. Quindi c'è questa testimonianza molto molto forte, e quindi anche in quei tempi c'erano sempre queste diatribe attinenti all'eredità. Dunque sovranità vi è sempre presente. Bene, nel 1790 i Mancaguiso si erano imparentati con i nobili catalani degli Amat attraverso il matrimonio tra Maddalena Mancaguiso, la quale è sorella di Raffaele, e Francesco Amat, la quale dopo una lunga e aspra disputa col Regio Patrimonio nel maggio del 1790 era riuscita a riscattare il feudo di Ussana. Di conseguenza il feudo ussanese era passato agli Amat. L'anno precedente, rammentiamo, che ovvero nel 1789, in Sardegna i contadini di alcune ville si erano rifiutati di pagare i tributi feudali attraverso azioni eclatanti e così avevano obbligato la milizia ad intervenire per calmare le acque. In codesta circostanza avevano preso coscienza che i consigli comunali, i quali erano composti da chi? Dai ricchi del posto, questi consigli, appunto, i consigli comunali avevano preso questa coscienza, la quale andava contro i diritti dei feudatari conservati dalla tradizione e dalla legge e messi per la prima volta in discussione dal popolo. Quindi un movimento turbolento, vediamo il periodo storico per non allargare più di tanto, ci fa conoscere rivoluzioni sia a livello europeo e a breve anche a livello locale. Bene, giunti nel mese di aprile del 1794 in Sardegna, appunto, avendo capito che la risposta del governo piemontese era negativa verso chi? Verso 5 preguntas nudiasa, i sardi avevano portato fuori la braccia bollente. Difatti, in seguito all'arrivo appunto delle lettere del componente della delegazione che è stata inviata in Torino per presentare le famose 5 domande, appunto la notte tra il 28 e il 29 di aprile del 1794 i cagliaritani avevano attuato la famosa rivoluzione contro il viceré, il quale non aveva controllato la rivolta, e il 7 maggio i piemontesi, guidati dal viceré, avevano lasciato Cagliari per via marittima. Poi abbiamo visto ci sono tutti i movimenti rivoluzionari, il periodo rivoluzionario sardo. Per ritornare a Ussana, nel 1794 Francesco Segni guidava le anime di Ussana. Ma 3 anni dopo, questo che stiamo sempre discutendo di questa faina del Monte Beccio, no? Il 7 ottobre del 1797 il Consiglio Comunale di Ussana aveva chiesto al viceré Vivalda di poter creare un ponte nei pressi della zona agricola chiamata De Groccoriga, garantendo le spese attraverso che cosa? Sarroadia. Che cos'è la Sarroadia? L'abbiamo già visto, ovvero un tributo feudale reale consistente in una prestazione di lavoro agricolo da parte del vassallo per conto del signore. Inoltre, nel caso ussanese, consisteva nella gratuita coltivazione di una terra estesa eseguita da tutti gli agricoltori in messaius della collettività per applicarne il prodotto e qualche vantaggio, ovvero le spese per la costruzione del ponte. Questo via su fine. La richiesta era stata accolta e il ponte veniva edificato con una spesa totale di lire 3.945, come recitano gli atti comunali. Ma evidenziamo che purtroppo la sorte non era andata verso gli ussanesi, in quanto
nel mese appunto di febbraio del 1810 il ponte era crollato a causa dell'inondazione del Rio Mani. Tornando indietro di qualche anno, evidenziamo come nel 1800 il sindaco di Ussana era Giovanni Vizzalisi, che aveva ricoperto la carica per qualche anno, ironicamente, fino al 1844. Rimarchiamo come nel 1808 la comunità ossanese aveva affrontato ingenti carestie in quanto anche i bui morivano di fame a causa di scarsi terreni dediti al pascolo. In quanto dispute o movimenti tra pastori e agricoltori, diremmo, non permettevano che questi campi venissero lavorati, coltivati appunto dai pastores, soprattutto. Il 5 settembre del 1808 veniva stipulato un contratto tra la marchese d'Albis e baronessa di Ussana, Maria Maddalena Manca. E con chi venne stipulato? Venne stipulato con la Reale Azienda per la gestione del feudo ussanese. Quindi abbiamo questo contratto tra donna Maria Maddalena, no? Questa Reale Azienda. A questo punto, nel 1816 nel 1810, evidenziamo come era stato un anno difficilissimo per gli ussanesi, ma non solo per gli ussanesi, diciamo il vero, poiché i raccolti erano scarsissimi, al punto che il Consiglio Comunale aveva chiesto di pagare il dazio con moneta e non in natura come avveniva di consuetudine. Quindi immaginate, sul fatto del donai, denai anziché lori, è una cosa straordinaria. Infatti la delibera del 12 luglio del 1810 dice che, testuali parole, la comunità vuole essere sgravata dal versamento daziale di 197 cantari di paglia grano e 36 cantari di paglia orzo, quindi stupendo. Non per niente gli anni a seguire non erano, negli anni a seguire, diciamo, per meglio dire, questi anni a seguire non erano più rosei, in quanto la comunità era poverissima, al punto che i poveri ussanesi vagavano per via con gli sguardi squallidi e desolati, dico documenti, coscienti di non poter far nulla per sostentare se stessi e la loro famiglia. Totale assenza di grano per il bisogno alimentare, totale assenza di grano per la prossima semina. Il monte granatico privo di scorte, la maggior parte dei terreni incolti. Quindi vediamo questo quadro storico molto desolante per quanto riguarda la nostra comunità. Andando avanti negli anni, soprattutto nel 1819, Ussana viveva nelle lamentele degli agricoltori contro i pastori che dal Paberile intromettevano le pecore nell'abitazione e nelle zone adiacenti Sabinda. Ricordiamo che il Paberile era quella zona, quei terreni per meglio dire, appartenenti alle comunità, i quali venivano dati a pascolo ai pastori, e l'abitazione era quel terreno comunale sempre che veniva dato ai messaius, quindi agli agricoltori contadini, affinché lavorassero le terre all'ori, quindi cereali e così via. Quindi un ruolo molto molto importante. Andiamo avanti, anzi meglio dire, potremmo dire che ricordiamo che il 2 maggio del 1814 il re e tutta la sua combricola, quindi la corte, aveva lasciato la Sardegna e l'isola sempre più povera, arretrata nel mondo agricolo e pastorale e in tutta la sua economia. Nel 1819 rammentiamo che il sacerdote ossanese era a Salvatore Caredda,
il quale guidava le anime locali. In questo quadro storico i piemontesi avevano pensato di far chiudere le terre feudali e demaniali, le quali venivano utilizzate per gli usi comunitari in modo da giungere a che cosa? Alla proprietà perfetta, ritenuta capace di far crescere un'agricoltura, dunque una laurera, ricca e produttiva. Infatti, il 6 ottobre, dunque su Sese delle Dammini, nel 1820, veniva emanato l'editto delle chiudende, il quale permetteva ai proprietari e ai comuni di chiudere, come si soleva dire la norma, a siepe, a mulo, a val di fossa, qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana o beveratori. Dunque, liberando i terreni privati dall'uso comunitario e autorizzando i padroni di ogni tipo di coltivazione. Così nasceva la proprietà privata. In questo modo il regno voleva limitare i poteri dei feudatari, dando vita ai proprietari terrieri e fare un'agricoltura di tipo capitalistico basato su tecniche nuove, quelle tecniche nuove diremmo di lavoro, in modo tale da mutare il mondo agrario, economico e in un certo qual modo anche amministrativo e politico. Così il governo piemontese poteva contare sull'appoggio della classe sociale di chi? Dei nuovi proprietari. Mi fermo a questa parte della lezione, in cui ci avviamo alla fine del sistema comunitativo sardo e l'avvio del sistema capitalistico. Ci vediamo nella prossima lezione. Ricordiamoci sempre di tutelare, valorizzare e promuovere la lingua e la storia sociale sarda in ogni suo aspetto. In buon'ora, alla prossima, un saluto.